sono oggetti di una vita di lavoro della mamma, della signora, aver perso un valore così alto, sì, sarebbe stato un disastro familiare. Per fortuna tutto è andato bene e siamo stati tutti tempestivi. Diciamo che insomma, nel giro di un'ora e mezza il problema si è risolto. Ecco. È scesa in campo persino la protezione civile per recuperare il materasso di una signora di Montebelluna nel quale erano stati nascosti i risparmi di una vita, 50.000 euro tra contanti, buoni e gioielli. Quel materasso, usurato dal tempo e abbandonato nel garage di casa, era stato portato poco prima al centro di raccolta dalla Colf, ignara del tesoretto. L'allarme, lanciato dalla figlia dell'anziana una volta capita la situazione, ha mobilitato mezza città. Attraverso l'Arma dei Carabinieri, l'Ufficio Ecologia e la Protezione Civile siamo intervenuti per far riaprire il card durante la sera e recuperare questo materasso. Quindi tutto è stato restituito alla proprietaria. E quello che so è che invieranno una comunicazione di ringraziamento al sindaco, ma più che al sindaco direi a tutti i funzionari del comune che sono intervenuti. Insomma, un sabato sera di apertura straordinaria per il card con le ricerche che hanno avuto quasi subito esito positivo. Perché era proprio all'inizio, per fortuna, del cassone, perché sennò ci voleva addirittura una piccola ruspa e svuotare il cassone il giorno dopo, un po' alla volta. Una storia a lieto fine che ha fatto il Giro d'Italia, ma potenzialmente non così straordinaria o unica. Non è così raro, non credo sia così raro, c'è sfiducia a volte negli istituti e quindi specialmente negli anziani si ricercano le soluzioni di una volta. Credo che quando viene a mancare un genitore, soprattutto di una certa età, che hanno una certa mentalità, dei soldi che stanno meglio a casa nascosti che in banca, di controllare bene. Ci sono ancora persone che tengono tanti soldi sotto il materasso. Certamente sì. Certamente sì, magari soldi che non vengono dichiarati. Poi Montebelluna è un po' particolare magari. Diciamo che sta aumentando questa situazione, perché forse conviene tenerli a casa, che sono più al sicuro che le banche.